Si è chiusa a Palermo la prima edizione della Conferenza regionale Istruzione, Scuola, Università e Formazione Professionale in Sicilia, promossa dalla Regione con il sostegno del Fondo Sociale Europeo e che ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza di studenti, docenti del mondo della scuola, delle università siciliane e nazionali, ma anche esperti del settore che si sono confrontate sulle diverse tematiche, dalla scuola primaria alla formazione on the job, dalle politiche di inclusione alla mobilità internazionale, dal sistema ITS alla valorizzazione della ricerca, dal sistema duale alla creazione di imprese e start-up. Con una particolare attenzione è stata data al futuro dell'istruzione post-Covid e alle opportune risorse offerte dal PNR, anche se ben utilizzate potranno rendere più agevole e adeguato il superamento delle sfide educative, il cammino che il settore sta chiamando ad affrontare. Beh, non è mai mancato il fil rouge con la mia università, con l'università di questa città, che ho avuto il privilegio di servire da rettore, ma anche di poter continuare a tenere connessa con le istituzioni regionali attraverso la funzione di regolazione del sistema di istruzione che è propria dell'assessorato che in questo momento dirigo. È comunque un bel colpo d'occhio vedere qui tutto il mondo dell'istruzione, della formazione scolastica e universitaria, oltre che professionale, riunito per questo momento di verifica che ci serve a fare il punto e un primo bilancio sulle cose fatte, ma a riorientare le scelte per il prossimo futuro, in particolare in vista del PNRR. E intanto durante il Covid la Sicilia è stata la regione che meno ha chiuso e che meno è andato in didattica a distanza. È stata l'unica regione ad aver istituito delle USCA scolastiche. È stata tempestiva nell'adozione dei provvedimenti di chiusura e di riapertura e questo, come hanno riconosciuto oggi in questa occasione anche i rappresentanti degli studenti, è il segnale di un sistema che dal punto di vista della sicurezza sanitaria ha dimostrato di essere adeguato. Mi ha fatto molto piacere perché i giovani sono quelli lì che sul piano della socialità hanno pagato più di tutti l'esperienza del lockdown ed è anche una comunità, quella dei giovani, che è oggetto di tanti investimenti e di attenzioni da parte del governo. Andare in didattica a distanza è significato anche dotare di alcune tecnologie, dai tablet a altro. La Sicilia partiva più indietro degli altri, non ha fatto male, questo va a merito anzitutto del lavoro che ha svolto il professore Lagalla come assessore regionale all'istruzione nell'ambito di un governo, quello del presidente Musumeci, che si è caratterizzato per l'adozione tempestiva di tutte le scelte necessarie.